Eccoci qua, cari amici, appassionati qua di vecchi trattori. Guardate qua il vecchio Marvin, ce la fa spostare, guardate qua, un bellissimo trattore. Via, 1000 GT Super, eccolo qua. Bravissimo Alex. Eccoci qua, ragazzi, Alex, appunto dicevamo un bel trattore questo, quindi dicevamo quanti cavalli? 110 cavalli. 110 cavalli. La differenza dal 1000 normale senza spinta super è che aveva 10 cavalli in meno. Insomma è un trattore ancora operativo qua, 100%. che fa l'ittico, guardate qua ragazzi, appassionati qua di trattori agricoli. Trattore che con poca manutenzione ci riesce Assolutamente, poche centinaia di euro l'anno. Nafta naturalmente. Le gomme come stanno? Le gomme stanno messo bene, abbastanza bene, insomma abbiamo ancora un po' un dito di tacca. Ragazzi, guardate qua. Che come adesso la sua, poi il moschietto così, la campagna, Dai Alex, vai qua. Lo riporto al Bravissimo, bravissimo, porta indietro, guardate qua la diretta qua, vecchio Marvin. Guarda qua Joe, gli appassionati qua di vecchi trattori, bravissimo Alex, appunto anche lui. Giovane. Appassionato qua di vecchi trattori, qua bravissimo Alex, giovane ventenne, qua giovane, qua avventura qui, avventura, giovani che partecipano qua nelle ricerche, la testimonianza qua dei vecchi mezzi con il vecchio Marco. Alex sarà per questa gioia, guardate qua, saluto un po' tutti gli amici appassionati di vecchi trattori qua, Eccoci qua, bravissimo Alex, Eccoci qua. Ecco qua, bravissimo Alex qua, Lo faccio vedere qua, Vediamo un po' qua. Eccoci qua, fai un saluto Alex. Ciao a tutti. Cosa diciamo di questi vecchi trattori? Che sono sempre migliori perché non hanno elettronica. Bravissimo, Cosa dici Joe, Visto Alex? Dai, spettacolo, grazie Alex. Insomma, dai, è stato un buon Marvin Tour qua, Assolutamente. Caccia di mezzi. Ciao a tutti, viva i trattori agricoli e storici.